Riapre oggi la galleria Spinasanta, da tempo chiusa e che tanti disagi ha provocato alla cittadinanza, a chi proviene da strade provinciali limitrofe e va nella direzione di Raffadali. Alla cerimonia di oggi presenti, oltre che ai vertici dell'ANAS, i sindaci di Agrigento e Raffadali, Cuffaro e Miccichè, il cartello sociale con in testa Don Mario Sorce, i sindacalisti Acquisto, Buscemi e Piraino. Nel pomeriggio la riunione si sposterà in prefettura per un vertice con i sindaci della provincia per discutere e fare il punto sulla nostra viabilità, in particolare per gettare le basi sulla progettazione di un'importante arteria stradale, quale quella di collegare Castelvetrano a Gela, che chiuderebbe così l'anello autostradale siciliano. Continua l'azione di monitoraggio che abbiamo avviato insieme a Don Mario, al cartello sociale, e oggi in quella lunga lista di opere da realizzare, da concludere, da ridare ai cittadini mettiamo un'altra spunta, cioè togliamo un'altra opera, quindi dopo tutte quelle che sono state realizzate anche questa la mettiamo nella colonna dei fatto, e questa è una cosa importante. Rimane ancora tanto da fare. Ma è importante sapere che ANAS, insieme con gli amministratori locali, qui accanto ho i due sindaci del territorio che non hanno mai fatto mancare, anche il sindaco di Agrigento, benché sia da poco in carica, non hanno però mai fatto mancare la loro collaborazione e soprattutto anche la loro capacità di fare sintesi e di fare squadre, e questo è importante perché le istituzioni tutte insieme risolvono i problemi e quando lo fanno anche in maniera veloce. E oggi finalmente portiamo a casa anche un altro bel risultato, come dire, utilizzando una frase di un personaggio più celebre di me: è un piccolo passo per la provincia di Agrigento, ma un grande passo per arrivare finalmente a quella normalità che tutti quanti vogliamo. Altre risposte che saranno date, penso ad esempio all'Agrigento-Palermo, una grossa risposta ma che ancora ritarda. Qual è la situazione? Ci aggiorni, Ministro? No, anche lì invece abbiamo una forte accelerazione. Io venerdì sarò lì in cantiere perché i mesi di lavoro e di impegno fatti a volte anche nel silenzio ovviamente delle visite di cantiere, delle riunioni, poi producono certamente i risultati. Quindi noi già martedì abbiamo tolto dalla Palermo Agrigento 3 semafori, abbiamo accorciato la parte diciamo che tutti quei percorsi che si fanno in senso alternato, quindi c'è una sensibile riduzione, ecco, delle problematiche viarie. Abbiamo aperto 2 chilometri di nuova strada, fra l'altro quella a doppia carreggiata, quindi 4 corsie, di tipo diciamo B autostradale, quindi, ed è una cosa molto importante. Ora ci avviamo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ad avere ancora delle altre aperture. Abbiamo un cronoprogramma molto stringente, che va ci saranno nuove aperture per il 28 di febbraio, nuove aperture per il 31 di marzo.